Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Dellamore, sono il direttore della chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova. Il trattamento chirurgico del tumore polmonare negli anni è cambiato moltissimo, non solo grazie a nuove tecniche chirurgiche che ci permettono di eseguire interventi con una modalità di tipo mini-invasiva, ma soprattutto grazie a una più profonda conoscenza di quello che è la biologia e la genetica delle cellule tumorali. Il centro di Padova che io dirigo è stato identificato a livello della regione Veneto come uno dei centri di riferimento per il trattamento chirurgico del tumore di polmone. Questo grazie non soltanto alla presenza della chirurgia, ma grazie alla presenza di un gruppo multidisciplinare in collaborazione anche con l'Istituto Oncologico Veneto che ci permette di valutare e gestire i pazienti al meglio di quello che sono le offerte terapeutiche che gli possiamo dare. Tenete conto che oggi la chirurgia del tumore polmonare è diventata sempre più complicata, nel senso che spesso non si utilizza soltanto l'intervento chirurgico come modalità di cura, ma si associa a questo una terapia che può essere fatta prima dell'intervento chirurgico, dopo l'intervento chirurgico, anche grazie all'utilizzo di farmaci di nuova generazione, come per esempio l'immunoterapia. Dall'altro lato, i programmi di screening per il tumore polmonare ci permettono di trovare lesioni sempre in fase sempre più piccole, in fase iniziale, che ci permettono di curare in maniera efficace questi pazienti anche con tecniche di tipo mini-invasivo, quindi riducendo al minimo quello che è l'insulto chirurgico al paziente, permettendogli una ripresa estremamente rapida e una cura assolutamente molto efficiente. Per quanto riguarda il trapianto di polmone, il centro di Padova è uno dei centri di eccellenza a livello nazionale, ormai da diversi anni siamo il primo centro in Italia per numero di trapianti polmonari che vengono eseguiti sul territorio nazionale. Ci sono varie patologie che possono necessitare di un trapianto polmonare quando arrivano in una fase molto avanzata dove non ci sono altre alternative terapeutiche né di tipo medico né di tipo chirurgico, come per esempio la broncopatia cronico-ostruttiva e i quadri di enfisema avanzato, la fibrosi cistica, anche se negli ultimi anni, grazie alle nuove terapie farmacologiche, vediamo sempre meno pazienti giovani arrivare al trapianto con questa patologia. Ci possono essere delle patologie di natura vascolare, come per esempio l'ipertensione arteriosa polmonare, ma sicuramente oggi l'indicazione principale al trapianto polmonare sono tutte le forme di interstiziopatie come la fibrosi polmonare e tutte le sue varianti, in particolare la fibrosi polmonare idiopatica. Il trapianto di polmone ovviamente è l'ultima spiaggia terapeutica per queste persone e sappiamo bene che per poter accedere a un programma trapianto bisogna essere sottoposti ad una valutazione preoperatoria che consiste in una sorta di check-up a 360 gradi che ci serve a confermare o smentire che ci possono essere delle controindicazioni assolute all'inserimento in lista, quindi è chiaro che non tutti i pazienti possono accedere al programma trapianto, questi vanno attentamente valutati prima dell'inserimento in lista e anche in questo caso il nostro gruppo, la nostra azienda si avvale di un gruppo multidisciplinare che discute caso per caso in modo tale da dare l'indicazione più corretta per le varie patologie che possono arrivare un giorno al trapianto polmonare. Per quanto riguarda la chirurgia toracica mini-invasiva, è chiaro che negli anni si sono fatti, nell'ultimo decennio in particolare, dei passi da gigante in questo campo. Sicuramente oggi ormai il gold standard per la chirurgia toracica, sia del tumore polmonare ma anche di altre patologie, è quella che si chiama toracoscopia. È una tecnica chirurgica che con 3 piccole incisioni a livello del torace, lavorando grazie a una visione che ci viene fornita da una telecamera, che nel caso del centro di Padova generalmente è una telecamera di tipo 3D che quindi ci permette di lavorare avendo una visione tridimensionale, ci permette di eseguire interventi anche molto complessi con piccole incisioni. Ormai da diversi anni, affiancata a questa tecnica, ovviamente c'è la chirurgia robotica, di cui tutti avranno sentito parlare, e in chirurgia toracica la chirurgia robotica ha trovato molto spazio soprattutto per il trattamento delle patologie del mediastino, quindi piccole neoplasie del timo, le iperplasie timiche associate alla miastenia, ma anche il tumore del polmone. Si possono eseguire con la tecnica robotica delle resezioni polmonari come venivano fatte qualche tempo fa in toracotomia o con la tecnica toracoscopica. Anche questa ovviamente è una procedura di tipo mini-invasiva che ci permette
permette di avere un campo operatorio estremamente magnificato, di lavorare in una visione di tipo tridimensionale, quindi portare a casa interventi molto complicati con delle piccole incisioni. Questo si riflette soprattutto sul recupero post-operatorio dei pazienti, che è molto più veloce, quindi ci permette di dimetterli e mandarli a casa in ottime condizioni in tempi molto più precoci rispetto alla toracotomia che si faceva qualche anno fa. A questo la nostra azienda ci ha fornito delle sale operatorie altamente tecnologiche, come per esempio la sala operatoria ibrida, che ci permette anche di eseguire degli interventi anche in questo caso con un setting mini-invasivo, grazie anche a una metodica di immagine che ci permette di marcare i noduli o trovare piccole lesioni che altrimenti non sarebbe possibile fare con tecniche mini-invasive, e di collaborare con vari specialisti per eseguire interventi anche molto complicati, come per esempio i pneumologi, i chirurghi vascolari, gli otorini e quant'altro.